La sanità pubblica italiana è malata e chi governa non è in condizione di approntare le cure del caso. Sabato una manifestazione partecipatissima a Canicattì per la difesa del diritto alla salute attraverso il presidio Barone Lombardo. Oggi l'allarme lanciato sulla stampa nazionale che titola "Nessuno vuole più fare il chirurgo, troppe responsabilità e pochi guadagni, turni estenuanti e assenza totale di qualsiasi supporto da parte delle istituzioni deputate all'amministrazione della materia". E Agrigento continua a confermarsi maglia nera di una gestione che alla carenza di figure professionali mediche e infermieristiche associa la continua fuga dei pochi rimasti ad essere il braccio operativo di quella sanità malata. Dopo i problemi del pronto soccorso, l'addio dato dal primario Vaccaro, le ataviche carenze, si è sguarnito anche il reparto di ortopedia, dove 2 medici, una specializzanda e il primario Giovanni Palmisciano hanno rassegnato le dimissioni. Sulle motivazioni non ci sono dichiarazioni ufficiali, si apprende di un passaggio a strutture private che offrirebbero migliore trattamento economico e rispetto degli orari e dei turni di lavoro che la sanità pubblica non riesce più a garantire. E in questo bailam si procede navigando a vista. Per 3 giorni la settimana verrà ad Agrigento il primario dell'ospedale di Sciacca, Giuseppe Tulumello. Dunque ancora un gradino che scende la sanità pubblica a favore di quella privata e in barba a chi alla sanità privata non può fare ricorso per la sempre dilagante povertà che mina un diritto alla salute che è necessario per ogni essere umano.